E questa sera abbiamo con noi Lorenzo Carotti. Vorremmo intanto sapere un po' di te, il tuo ruolo, la tua esperienza, la prima esperienza qui da noi, come ti trovi in generale. Allora, mi trovo qua a Udine, mi trovo molto bene, è un posto con cui ci sono entrato subito in sintonia, grazie ai miei compagni che erano già qua, ma anche grazie insomma, al pubblico, alla città, è una città che si vive molto bene. Io sono una persona che ha girato, ho giocato 2 anni a Reggio Calabria, 2 anni a Treviglio, 2 anni a Verona e 1 anno a Cremona, quindi insomma qualche squadra l'ho girata. Vengo da Cecina, provincia di Livorno, dove ho giocato anche lì 4 anni e niente, qua a Udine sto veramente bene, è un posto che mi piace, spero di continuare a stare qua. Una caratteristica guardando un po' la squadra è l'unione, l'abbiamo sottolineato anche facendo l'intervista a Mirza, si vede sia già nella fase di riscaldamento ma anche poi quando siete in campo, anche il fatto che ognuno di voi applaude l'azione del compagno. Certo, allora in una squadra è importantissimo fidarsi dei propri compagni e supportarli al 100% in qualunque cosa. Abbiamo la fortuna che tanti giocatori che abbiamo in squadra hanno vinto, quindi sanno cosa vuol dire e sanno che bisogna fare, per un grande risultato bisogna fare un passo indietro per il compagno che hai accanto, quindi sacrificare un po' di se stessi per il bene della squadra. Penso che lo stiamo facendo molto bene, come compagni ci stiamo trovando molto bene, quindi bisogna solo continuare così. È bello anche il ruolo che hai insieme a Diego Monaldi, il fatto di essere tutti e due nello stesso ruolo e di darvi un po' il cambio, ma sembra quasi che sia un unico giocatore a volte. Sì, mi trovo molto bene con Diego, è un ragazzo incredibile e anche in campo mi ci trovo veramente bene, è un giocatore che anche lui ha una grande esperienza, ha fatto la Serie A, ha vinto la 2, quindi è un giocatore di altissimo livello per questa categoria, sono contento di dividere il ruolo con lui, è bella questa cosa che insomma chiunque sia in campo non si noti la differenza, penso sia una grande forza, tra di noi non ci devono essere gelosie, non ci deve essere niente di questo tipo, anzi ci deve essere una grandissima collaborazione per il bene comune, questo è quello che penso. E fuori dal campo hai qualche interesse, qualche passione? Ma fuori dal campo, allora, a livello di sport mi piace guardare un po' tutto, calcio, rugby, mi piace guardare anche la pallavolo, insomma mi piace veramente tutto, il tennis, mi piace leggere, prevalentemente autobiografie di sportivi e robe varie, ora quest'anno ho iniziato anche a leggere qualche altra tipologia di libro, però diciamo che quelle rimangono le mie preferite. E poi niente, guardo Netflix come tutti i ragazzi, ho un cane, mi piace andare in giro col cane, mi piace visitare posti, qua ce ne sono molti belli, una cosa che quando ero più piccolo non facevo perché preferivo stare sul divano invece di magari scoprire quello che avevo intorno, però diciamo che crescendo ho cambiato anche questa cosa qui, cultura e quindi è giusto migliorare in tutti gli aspetti. Ti ringraziamo per l'intervista. L'ultima cosa, un messaggio per i tifosi e per i nostri lettori. Ma di supportarci perché comunque stiamo facendo una stagione importante, le cose non si fanno mai da soli, quindi avere un pubblico che ci spinge sicuramente sarà importante. Ora la gente magari vede gli scarti di queste partite e dice sì, tanto, però arriveranno momenti duri e sarà importante, come noi siamo tutt'uno, anche essere tutt'uno con l'ambiente è veramente fondamentale. Grazie. A voi, ciao ciao.